Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Oggi lunedì 17 luglio, poco prima delle 13:45, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti in autostrada A4 in direzione Milano. Uno dei due conducenti degli autoarticolati è rimasto lievemente ferito nell'impatto, a seguito del quale i due mezzi hanno perso parte del carico consistente in granaglie che si è riversato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Mestre e il SUEM 118, oltre al personale di concessioni autostradali venete. Il traffico autostradale è rallentato, si sono infatti formate code tra il bivio con la A57 a Dolo e l'area di servizio a Rino Ovest. Ancora cronaca. Tragedia a Tonezze del Cimone in provincia di Vicenza domenica mattina attorno alle ore 10, quando Andrea Basso, un 55enne di Favaro Veneto, mentre stava percorrendo la strada verso l'ossario, avrebbe accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'uomo, probabilmente dovuto a cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso. Ci spostiamo a Caorle, dove i carabinieri hanno arrestato due donne, di cui una in stato interessante ed un minore originari dell'Est Europa, ritenuti responsabili di diversi furti in appartamento consumati nelle ultime settimane nella cittadina costiera. I tre, domiciliati a Cavarzere, si muovevano a bordo di un'auto con targa francese con cui raggiungevano la località balneare, per poi forzare la serratura delle abitazioni dalle quali asportavano denaro contante, gioielli, vestiti, trucchi, profumi e anche generi alimentari. Al termine dell'udienza di convalida degli arresti, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per una donna e il divieto di dimora e transito in Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'altra, mentre il minore resterà in una comunità. La Polizia Municipale di Venezia ha controllato in questi mesi l'occupazione su suolo pubblico di moltissime attività produttive e ha emanato provvedimenti sanzionatori a carico degli evasori. Nello specifico, relativamente all'occupazione abusiva di suolo pubblico, sono state diffidate 91 ditte. Sono inoltre state disposte 15 sospensioni di 3 giorni e sono in istruttoria 8 procedimenti di sospensione. Abbiamo aiutato le attività nel momento del bisogno, i cittadini hanno capito e accettato gli aumenti di plateatico, ma un anno dal rientro della normalità non è più permesso trasgredire. Occorre che tutti rispettino le concessioni date, spiega l'assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.